Allora, ciao a tutti ragazzi, volevo fare questo video perché è da una settimana che mi bombardate. Tony guarda questo video, Tony guarda questo video, guarda questo video. Gente che sta commentando un pezzo di video ritagliato da una diretta fatta 8 mesi fa, quindi non è una cosa che ho fatta adesso, è una cosa di 8 mesi fa. È una diretta durante la vendita dei biglietti a domicilio di un concerto che abbiamo fatto al Pala Partenopeo. C'è uno che vende biglietti a domicilio, non è uno che se la tira e che si atteggia e che si fa, no, nel senso è uno alla portata della gente. Questa è la prima cosa importante da capire. Seconda cosa, oggi purtroppo il web, voglio dire, ognuno di noi è partecipe di qualsiasi cosa e si sente al centro dell'attenzione, quindi volevo in un certo senso spiegare quello che è successo, perché era giusto magari qualcuno che non lo sa e sta commentando inutilmente senza sapere la verità. Quella è una diretta di un'ora e mezza, ho detto prima, fatta 8 mesi fa, 7 mesi fa, durante il quale io leggo dei commenti in diretta di una persona che mi offendeva, quindi io vado in mia difesa dicendo, dopo svariati messaggi, dopo circa 20 minuti di messaggi che io leggevo in diretta, quindi messaggi dove mi offendevano io li leggevo in diretta, a un certo punto mi difendo, diciamo vengo offeso pesantemente e mi difendo perché mi dicevano ma perché che sai fare, che non sai fare, chi sei, che non sei, e io mi difendo dicendo vabbè io sono il numero uno, io dico vabbè è uguale. Però penso di non aver ammazzato nessuno, nel senso, cioè qui ci siamo dimenticati una cosa importante, che siamo, a parte in un paese democratico dove ognuno di noi può pensare di essere il numero uno, o dirlo o non dirlo, voglio dire, io non l'ho detto con l'intenzione di essere il numero uno, anzi non ho nemmeno offeso i cantanti napoletani, siciliani, palermitani, quello che sia, non ho offeso perché non ho fatto il nome di nessuno, quindi non ho detto io sono il numero uno e un altro il numero due, né tantomeno ho offeso, ho visto in un video che si parlava di Gigi Finizio, ma non è vero, la diretta è su Facebook e la potete vedere, quindi non c'è nessuna offesa a nessuno di questi artisti, anzi non ho fatto penso del male a nessuno, non ho ucciso nessuno facendo un video difendendomi da chi mi offendeva. Penso che ci siano cose molto più gravi nella vita oggi, nel senso che ci sono persone che violentano i bambini, gente che uccide tutti i giorni, gente che muore. Dico, non ho ucciso nessuno dicendo il fatto di essere il numero uno, era un modo per difendermi alla fine, quindi non penso di aver fatto del male a nessuno e soprattutto ci sono sicuramente cose molto più serie nella vita, soprattutto da fare video, facciamoli contro chi offende il sud, contro chi ci discrimina, contro chi pensa che noi siamo l'ultima città d'Italia. Parliamo della musica, parliamo dell'amore e parliamo di Dio, che sono 3 cose molto fondamentali nella vita, va bene? Vi voglio bene ragazzi, mi raccomando, tra qualche giorno una nuova canzone. Un bacio!